Francesco Picarella è stato eletto nuovo presidente della Confcommercio di Agrigento. Si è svolta ieri l'importante elezione per la carica di presidente della delegazione Confcommercio Agrigentina, che rappresenta le imprese associate commerciali, turistiche e dei servizi della città capoluogo e dei comuni di Aragona, Cattolica Eraclea, Comitini, Ioppolo, Lampedusa, Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana. Dopo un'attenta valutazione e un processo democratico partecipato, Francesco Picarella quindi ritorna a fare la guida dell'associazione Confcommercio, un ruolo all'interno dell'associazione locale dopo l'esperienza amministrativa avuta al comune di Agrigento, portando con sé conoscenza nel settore e una profonda delle dinamiche commerciali, dei bisogni delle imprese, il suo impegno per promuovere lo sviluppo economico e sostenibile e la crescita delle imprese sarà di grande valore per l'associazione e per tutti i suoi membri. Siamo certi che la rinnovata presenza di Francesco Picarella, ha dichiarato il presidente provinciale di Confcommercio Caruana, ci darà un nuovo impulso affinché sotto la guida la delegazione Confcommercio di Agrigento potrà svolgere un ruolo fondamentale nel supportare e rappresentare le imprese, affrontando le sfide e le opportunità che il contesto economico attuale e futuro ci propone. Appartenere a Confcommercio e avere la possibilità di sostenere le istanze è un privilegio, ha dichiarato Francesco Picarella nel corso della sua elezione. Sono convinto che sempre maggiore sarà l'accrescimento del processo di radicamento nel nostro territorio, concorrendo al suo sviluppo.